Salve a tutti, questa è la recensione della forbice Stocker. Per la precisione stiamo parlando del modello Ergo Light 21. Allora iniziamo subito a dire che l'ho usata da poco tempo, avevo visto dei video su YouTube, poi avevo anche letto delle recensioni da varie parti, insomma avevo visto che questa marca e in particolare anche questo modello di forbice a doppia lama aveva raccolto numerosi consensi ai quali io mi aggiungo. Diciamo che si tratta di una forbice, se non è professionale, semiprofessionale, molto leggera, come vi stavo dicendo. L'apertura e la chiusura avviene mollando questo fermo, ecco, e quindi si apre. Altre forbici, diciamo a doppia lama, il fermo l'hanno qua in fondo. Io devo dire che mi sono trovato bene con questo sistema, perché quando a me la forbice non serviva la richiudevo, la mettevo nella mia borsa degli attrezzi e non si è mai aperta, anche scuotendo la borsa. Il taglio è netto, l'ho fatto stamani con i miei ulivi e devo dire che sono andato via molto veloce. Ecco, l'unico punto che condivido con altre recensioni è il fatto che questa forbice non è proprio adatta nel tagliare i rami freschi. Ecco, in quel caso lì alle volte è successo che il taglio non è andato a buon fine, sembra quasi masticarlo, diciamo. Allora, infatti queste forbici a doppia lama vanno bene quando il ramo è molto duro e quindi dà il meglio di sé. Quando invece stiamo lavorando, dobbiamo tagliare rami sottili e soprattutto freschi, allora va un po' in crisi. Conviene usare una forbice bypass in quei casi, che è la più indicata. Comunque questo, diciamo, è un piccolo difetto che io ho riscontrato, neppure da mettere a confronto con le forbici bypass che usavo prima per portare il mio ulivo, dove accadeva per esempio che quando affrontavo dei rami con un certo spessore, che andava sui 20 mm, ecco, accadeva appunto che la forbice si bloccava sul ramo e quindi dovevo insistere, facendo due, tra virgolette, danni, uno alla forbice perché la mettevo sotto sforzo, e in più uno sempre il taglio del ramo veniva fuori perfettamente. E quindi mi sono detto di passare ad una forbice a doppia lama che, nonostante costi abbastanza, questo modello io l'ho trovato in un agrario della mia zona praticamente a 40 euro, e non mi sono pentito perché, diciamo, è un investimento, nel senso che seppure io non abbia molti alberi che devo potare, comunque ogni anno adesso posso affidarmi ad una forbice veramente affidabile, e, come ho detto, leggera, che non stanca, e poi i tagli sono molto ben riusciti. Il manico è fatto in maniera ergonomica. Di questo modello ce ne sono anche altri che non hanno il manico ergonomico. La Stocker ne ha una varietà molto ampia di queste forbici. Io vi consiglio questa soprattutto se volete una forbice leggera. Sicuramente un passo avanti rispetto alla forbice bypass che vi dicevo avevo in precedenza, che costa ovviamente molto meno, però alla fine questa forbice è, secondo me, un buon investimento.